Buon pomeriggio, è tempo di big match per il Catania perché c'è la Salernitana, poi giovedì ci sarà il Benevento, ma ovviamente i nostri fari sono concentrati tutti sulla Salernitana, sul prossimo match che fra parentesi, lo ricordiamo, Telecolor trasmetterà in diretta esclusiva in chiaro domenica. E noi della partita di domenica parleremo insieme ovviamente alle vicissitudini di Trapani e soprattutto Siracusa dopo le notizie di ieri. Lo facciamo come sempre con Carlo Breve. Ciao Carlo. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, oggi con cravatta, l'avevi promesso? Sì, mi devo avvicinare all'outfit di Ermanno. Perché il tono di preview è sempre... Lui è primo in classifica, io inseguo come il Catania. Inseguo, va bene. Io giudico, facciamo così. Ermanno Florio, ciao Ermanno. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti quanti. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio alla nostra splendida Anna. Ciao Anna. Ciao Marco e buon pomeriggio a voi che ci state seguendo. Io vi ricordo che la linea WhatsApp è già attiva, quindi aspetto i vostri messaggi al 342 77 12 855. E allora Anna, io torno da te perché dobbiamo andare a vedere quello che è il programma della giornata, ma anche la classifica, per poi addentrarci in tutte le discussioni relative alla partita della Recchia. A te. Vi presento la 29esima giornata di campionato che inizia domani alle 14:30 con due partite, Cavese Cerignola e Trapani Atalanta Under 23, alle 17:30 Foggia Casarano e Picerno Altamura. Domenica 1 marzo alle 12:30 Potenza Benevento e Siracusa Casertana. Alle 14:30 Cosenza Sorrento, Giuliano Latina, Monopoli Crotone e Salernitana Catania. Passiamo alla classifica. In testa con 64 punti Benevento, segue Catania 59, Salernitana 50, Cosenza 47, Casertana 46, Crotone 44, Monopoli 43. Cerignola 42, Potenza 37, Casarano, Altamura 36, Sorrento 33, Atalanta Under 23 31, Picerno 29, Trapani, Cavese Latina 28, Giuliano 24, Foggia 22 e chiude la classifica il Siracusa con 17 punti. Grazie Anna, le due siciliane, le altre siciliane della serie, il Trapani e il Siracusa, sono le uniche due penalizzate in classifica perché ieri è arrivata la penalizzazione per il Siracusa e come avete visto è precipitato all'ultimo posto in classifica. Di questo ovviamente parleremo anche durante la nostra trasmissione, ma Carlo... oggi abbiamo avuto un sondaggio, anzi l'abbiamo fatto ieri, in mezzo ai tifosi del Catania, l'ha fatto il nostro Tonino De Mana, che è specializzato in sondaggi, lo fa anche per lo sport, e ha chiesto ai tifosi: sono le due partite che decideranno la stagione, le prossime due del Catania? È la domanda che faccio anche a te. Diciamo che se il Catania dovesse perdere a Benevento, sì, decideranno un po' la stagione, nel senso che il Catania dovrebbe prepararsi per i playoff. Se il Catania esce indenne da queste due gare e magari una delle due la vince, sicuramente ha prospettive per insidiare il primato ed essere una delle candidate alla promozione. Per cui tu dici decisive in senso negativo, qualora fosse, chiaramente, esatto. Anche perché il Catania è la squadra che insegue ed è inevitabile portare così a questo la considerazione che fai tu. E allora andiamo a sentire Toscano, perché dicevo, ieri c'è stata una giornata importante al Massimino, perché il Catania si è reso conto, e già lo sapevo ovviamente, di quello che è l'affetto del pubblico di Catania in questo allenamento a porte aperte. Dopo ha parlato Toscano l'ha parlato oggi in conferenza stampa e ha parlato di Cicerelli che abbiamo visto ieri proprio in allenamento e anche ovviamente della giornata di ieri. Sentiamo. Cicerelli ieri ha fatto la prima partitina con la squadra, era molto contento, ha rivisto il campo, il campo grande, no? Quello piccolo in cui si era allenato fino ad oggi, questa è una notizia importante. Ieri pensavo farei allenamento ogni giorno a porte aperte, non lo posso fare perché ci alleniamo spesso al Ciballino e non vediamo l'ora di tornare a Torre del Grifo per poterlo fare, perché fare un allenamento con 2500 spettatori credo che è difficile vedere in questa categoria e forse anche in categorie superiori. Anche quello che hanno detto i tifosi ai ragazzi è stato molto forte, toccante, e il messaggio che gli hanno trasmesso è questo, che lasciare il segno, essere ricordato a Catania non è come dalle altre parti. Essere ricordati a Catania non è come dalle altre parti, e considerando anche che questo è un girone
particolare dove ti trovi di fronte comunque due big del calcio di questa serie, perché stiamo parlando della Salernitana che faceva la Serie A fino a qualche anno fa, stiamo parlando del Benevento che ha fatto la Serie A fino a qualche anno fa, ma Catania resta Catania. Catania è Catania. Cioè, vedere una cornice di pubblico così importante agli allenamenti, per chi non lo sa, la trova una cosa strana. Io mi ricordo che quando facevo la primavera, facevamo ogni giovedì l'amichevole con la prima squadra, la partita del giovedì, e c'erano sempre possiamo vedere non meno di 2000 persone. Anche le immagini della giornata di ieri. Catania vive perché... di calcio, esatto. È una città passionale, fatta di grande passione. In questo momento si è stretta proprio vicino ai suoi beniamini perché crede in una rimonta che secondo me è veramente fattibile. 5 punti in 11 partite si possono recuperare. Guardate queste immagini, c'è la possibilità anche, lo chiedo alla regia, di sentire anche l'audio di fondo della... Eccolo qua. E questo è l'incoraggiamento del pubblico del Massimino, del pubblico delle curve, ma comunque dei tifosi del Catania in generale, perché ne abbiamo incontrati tanti nella giornata di ieri. Queste sono alcune immagini proprio dell'allenamento in cui si vede proprio Cicerelli, che è un giocatore che chiaramente sta forzando nel modo giusto, lo intendiamo bene, per rientrare nel più breve tempo possibile e dare la sua disponibilità al Catania. Partirà con la squadra, sappiamo che la squadra resterà fuori per questa doppia trasferta, ma chiaramente non sarà impiegato in queste 2 partite Cicerelli, ma si appresta veramente a poter dare nuovamente una mano al Catania, Carlo. Intanto è bello che sia rientrato nel gruppo e partecipato alla partitina del giovedì. Chiaramente avrà bisogno di del tempo per trovare la migliore condizione e poi magari essere inserito nella lista per essere a disposizione del gruppo. C'è un altro giocatore dei trequartisti del Catania che sta facendo benissimo in questa fase della stagione, ne abbiamo già parlato nella puntata scorsa, ne parliamo nelle nostre trasmissioni in quest'ultimo mese, l'abbiamo sempre fatto, cioè D'Ausilio che sta facendo benissimo e che sta aumentando i propri numeri non solo per quanto riguarda le marcature, ma anche per ciò che concerne altri dati statistici. Allora ritorno da Anna per dare un po' il quadro di questa D'Ausilios Aura, poi vi diremo chi è stato il protagonista di questo titolo. Nelle ultime 5 partite Michele D'Ausilio si è ripreso la scena. Il fantasista rosso-azzurro sta vivendo il suo momento migliore della stagione e tra qualità e personalità è tornato a essere il faro dell'attacco. 4 volte titolare nelle gare più recenti, ha messo la firma su 2 gol, valsi 4 punti in classifica incidendo nei momenti chiave, ma oltre alle reti è la continuità delle giocate a fare la differenza. Visione tra le linee, coraggio nell'1 contro 1 e quella capacità di accendere l'ultimo terzo di campo con passaggi filtranti e inserimenti puntuali. I numeri stagionali, 22 presenze, 3 gol e 5 assist in 920 minuti, raccontano di un giocatore spesso decisivo, anche partendo dalla panchina. Ma oggi D'Ausilio è molto più di una carta a gara in corso e lo dimostra anche la crescita delle statistiche offensive. D'Ausilio è tornato a prendersi la squadra e adesso non ha alcuna intenzione di lasciarla. Grazie Anna, statistiche offensive che possiamo rivedere e riapprezzare attraverso questa grafica, la grafica che avete appena visto, così la rileggiamo anche un po' insieme, soprattutto in alcuni dati. Ermanno, chiedo a te, anche perché D'Ausilios Aura è frutto della tua penna, diciamo, per cui anche un bel titolo, ma al di là di questo raccontaci un po' queste cifre. No, ma sono dei numeri che secondo me fanno vedere proprio abbastanza chiaramente quello che è l'effetto D'Ausilio nell'ultimo periodo, questa brezza, no, di giocatore ritrovato che sta facendo benissimo anche nei numeri. Se possiamo rivedere proprio dalla grafica, andando ad analizzare anche quelli che sono sia la percentuale di tiri in porta, di tiri nello specchio, ma anche i passaggi chiave, i passaggi nella tre quarti offensiva, che sono tanti, hanno una media già di 3 passaggi negli ultimi 30 metri, con una percentuale di realizzazione anche molto alta. Un giocatore che
fa sbilanciare la manovra offensiva in avanti e permette, vedi, con i passaggi in avanti accurati, passaggi verso l'area di rigore, che sono poi quelli che diventano passaggi chiave, poi quelli che possono diventare anche dei ipotetici assist, che alzano tantissimo la potenzialità e la pericolosità della squadra di Toscano. Anche i tocchi in aria, vedi, no? Ha una percentuale di tocchi in aria molto alta rispetto a quelli che possono essere anche dei suoi colleghi di reparto. Questo fa capire, no, anche quello che è il momento positivo del giocatore. È più un giocatore da partita in corso o più un giocatore da schierare dall'inizio? In questo momento non credo che Toscano si priverà del momento di grande forma che ha D'Ausilio. In questo momento è un giocatore completo, determinante, e quindi penso lo metterà dall'inizio. Quando all'inizio della sua avventura a Catania non era al meglio della condizione, riusciva a esprimersi bene subentrando soprattutto. Sì. A partita iniziale ha steccato qualche gara, ora veramente è nel top della sua condizione, sicuramente partirà dall'inizio. Ha fatto girare la partita anche l'ultima gara di campionato, appunto entrando, in questo caso subentrando, però ha fatto certamente quello che doveva insieme agli altri giocatori del Catania, perché poi questo è un dato che ripetiamo dall'inizio dell'anno, no? Il fatto che il Catania può permettersi dei cambi che altre squadre, se non forse le due più forti del campionato che va ad affrontare, possono permettersi. Spostiamo l'angolo tattico su D'Ausilio proprio in questo punto, Ermanno, perché è il giocatore su cui hai puntato la lente di ingrandimento anche sotto l'aspetto tattico. Sì, rivediamo un po', diciamo, quelli che sono anche nella parte pratica, no? Quelli che sono i dati che avevamo visto semplicemente in grafica attraverso dei video che fanno vedere, no, quelle che sono state le giocate, non tutte, ma le giocate più significative di D'Ausilio nella partita di domenica scorsa. Qui vediamo proprio l'esempio di un'azione del Catania, non è l'azione del gol, questa è un'azione che anticipa il gol. Vediamo D'Ausilio, vedi, si muove tanto dentro area, cosa che prima faceva un po' meno, e anche qui poi è bravo insieme al compagno Lunetta a creare densità sul secondo palo, e poi adesso è così tanto libero mentalmente, così tanto consapevole, che riesce a fare anche queste giocate molto, molto estrose. Qui vediamo invece la situazione del gol, che parte da una spizzata e da una giocata ottima di Forte, che si abbassa e ripulisce il pallone. Qui poi c'è uno sviluppo laterale dove è bravo Ponzi ad eseguire questo taglio alle spalle per isolare l'uno contro uno e per portare Bruzzaniti al cross. Bravissimo di nuovo Forte a entrare dentro area e poi a tagliare sul primo palo, lasciando un pochettino di sasso il difensore. Qui sempre molto presente l'attaccante del Catania, che la mette per D'Ausilio. D'Ausilio è lì già in area addirittura piccola, non tanto in area di rigore ma in area piccola, ed è lesto e cinico, così come non si era visto. Rapace, come un vero bomber. Lui, mi ricordo quando venne proprio negli studi di Telecolor, disse proprio: la cosa che mi manca, la cosa che mi è mancata in questi anni è il senso del gol, il cinismo sotto porta. Io amo fare far fare più l'assist, far fare gol al compagno. Adesso invece in questo, diciamo, periodo storico lo vedo invece totalmente cambiato, perché il quantitativo di assist si è diminuito e sta alzando il livello dei gol. Tanto l'anno scorso ne ha fatti tantissimi di assist, 11 se non erro. Esattamente, per cui è un giocatore che sa abbinare tutto, ma ovviamente quello che abbiamo visto, hai fatto bene a sottolinearlo, di questo giocatore prontissimo nell'area piccola, fa parte un po' delle caratteristiche proprio dei grandi attaccanti, no? Credo che ci sia stato anche un lavoro da parte dello staff, lo hanno convinto che con le sue caratteristiche lui può andare in gol ripetutamente, ecco, quindi non solo gli assist, che sono sicuramente importanti, ma anche finalizzare. Toscano ha chiesto questo ai propri trequartisti. Ed è un dato certamente importante che riguarda il giocatore. Noi andiamo dalla nostra Anna per i primi vostri messaggi. Ciao a tutti studio, io in questo momento non rinuncerei mai a Lunetta e D'Ausilio. Mister Carlo, ti chiedono se secondo te Di Noia è un acquisto azzeccato. Per Ermanno, la Salernitana farà la partita e il Catania ripartirà, cosa ne pensi? Ma possibile tutti questi infortuni? Anche Forte sarebbe stato utilissimo in queste due partite. E rimanendo sul tema infortuni, chiedono anche dove è finito Caturano? Allora, per Caturano è disponibile, l'ha detto anche Toscano. Oggi, per quanto riguarda gli infortuni, Di Noia, stavo chiudendo sugli infortuni, sì, certo, è ovvio, privarsi di Forte, chiaro, in questo momento è un'assenza certamente importante per il Catania.
Per quanto riguarda Di Noia, si sa che il Catania aveva bisogno, per completare il reparto dei 4 centrocampisti, di qualcuno che sostituisse gli infortunati, e soprattutto l'infortunato Aloi. Come caratteristiche è un mancino, può essere sicuramente un valido sostituto di Di Tacchio, perché secondo me la coppia che ha in mente Toscano da qua alla fine del campionato è sicuramente Quaini-Di Tacchio. Lui può essere un buon sostituto di Di Tacchio, con caratteristiche diverse, una buona alternativa, perché lui è un po' più palleggiatore rispetto a Di Tacchio. Devo dirti che mi è piaciuto come è entrato domenica scorsa ed è stato provato anche in questa settimana, probabilmente troverà spazio nella partita di Salerno. Marco, scusami, che è un giocatore che ha bisogno del tempo per integrarsi in un gruppo nuovo, nei meccanismi di un nuovo sistema di gioco, e quindi ha avuto questo periodo di apprendistato, diciamo, in cui non è brillato tantissimo, però del valore del giocatore, è un giocatore che ha vinto, in categoria ha fatto anche la Serie B, quindi il valore del calciatore è un valore oggettivo. L'avversario del Catania, che parte da un nuovo allenatore, lo sapete tutti. Raffaele è stato esonerato dopo la sconfitta con il Monopoli della scorsa giornata. È arrivato Cosmi, che conosciamo tutti. Guardiamo proprio la grafica, perché insomma è un allenatore che ha fatto un po' la storia sotto l'aspetto del campionato italiano, sia di Serie A che di Serie B. Oltre 700 panchine totali, leggiamo le ultime 2 righe, tra Serie A, Serie B e Coppe. Però non allena da 4 anni. Ieri un po' ci ha scherzato, non ha detto: ho bollito. No, io sono pronto, prontissimo, ho il fuoco che mi scorre dentro le vene. È la scelta giusta, secondo te, Carlo? Intanto, sul fatto che non allena da 4 anni, io non ci trovo nulla di così penalizzante, ecco, perché se sai allenare, sai allenare. Se si è aggiornato, se durante questo periodo è andato a vedere tante partite, conosce le squadre, sicuramente l'avrà fatto perché è un grande professionista. Non è l'assenza dei campi da 4, è come guidare la bicicletta, cioè non è che ti rimetti a guidare se la sai portare, cioè, non è che quindi non disimpari. Il suo lavoro lo conosce molto bene, è un grande motivatore, perché sicuramente parliamo di un allenatore temperamentale, di grande caratteriale, ecco. Si è portato nello staff 2 tecnici da campo molto bravi, mi risulta siano veramente molto bravi. Potrà incidere. Lui entra nel momento migliore per un subentrante. Certo, dove la squadra, non ha niente da perdere, tutto da guadagnare in questo perché momento. la squadra purtroppo purtroppo per loro e purtroppo per il nostro amico Peppe Raffaele, è stata sotto contestazione per gran parte del campionato. Per tantissimo tempo, anche per il quando erano in testa erano contestati per il gioco non prodotto. Sicuramente la situazione mentale è una situazione pesante, quella all'interno del gruppo. Lui può solo rimettere le cose a posto e ridare quell'energia che manca, mentale soprattutto, che è mancata alla squadra. Marco, se permetti, mi lego a quello che hai detto tu, no? È una squadra che effettivamente con l'ingresso di questo nuovo allenatore non c'ha nulla da perdere, anzi ha tanto da dimostrare, no? E rispondo alla domanda sul discorso tattico. Sì, tattico, è vero, giusto. Come vediamo la Salernitana che fa la partita e Catania che... Più che altro, secondo me, sarà una partita dove la Salernitana partirà forte, partirà molto forte dal punto di vista soprattutto di tenacia, perché Serse Cosmi è anche quello, oltre ad essere un ottimo allenatore, è un ottimo motivatore, quindi penso che mi aspetterò una partita dove la Salernitana, soprattutto nei primi 10-15 minuti, cercherà di mettere sotto il Catania. Il Catania sa gestire, deve saper gestire quelle situazioni. Toscano è, secondo me, su questo anche più navigato di Serse Cosmi nella categoria in queste tipologie di partite, però poi il Catania, vedi la presenza secondo me di Lunetta, la presenza di D'Ausilio, la presenza di Gimenez, poi sulle ripartenze, su quegli ultimi quei contropiedi, sulle transizioni può essere decisiva la mano di quei 2-3 attaccanti che hanno un passo diverso rispetto ai loro difensori. Quindi il Catania, secondo me, farà la sua
partita classica, no? Ti aspetto, ti faccio giocare, quando però mi lasci il minimo punto posso andare a colpirti. Sentiamo cosa ha detto Cosmi, perché Cosmi ha parlato ieri, prima di Toscano, ovviamente è stata la presentazione alla stampa del nuovo allenatore della Salernitana. Noi abbiamo estratto da una lunga conferenza stampa durata circa 1 ora e 1/4, come di solito succede quando ci sono i nuovi allenatori da presentare, la parte tattica. Andiamo a sentire un po' che cosa dice Cosmi. Ho visto comunque le caratteristiche di giocatori che possono, usando proprio, andiamo nello specifico, fare il 3-5-2 bene. Quindi non credo che ci sono gli attaccanti, ci sono gli interni, ci sono dei mediani, lì devo capire qualcosa di diverso perché bisogna uscire da questa cosa, perché non credo che siamo a un punto del campionato dove si possono fare più esperimenti, quindi o gioca in un posto o in un altro. E quindi parlavo di mediani, però attaccanti ci sono giocatori che stanno rientrando, che in campo vanno le caratteristiche, ma in campo vanno soprattutto gli uomini, perché a noi ci piacciono tantissimo le caratteristiche. Poi per esprimere quelle caratteristiche devi mettere un abito molto più complicato, che è l'aspetto morale. Morale intendo dire l'aspetto più che morale caratteriale. Quindi in campo vanno giocatori che ovviamente devono sapere interpretare i ruoli, ma mi è capitato di giocatori che interpretavano i ruoli meno bene di altri, ma che avevano tanto più carattere di quelli che invece avevano le caratteristiche giuste. Interpretazione del ruolo, caratteristiche, carattere, questa è una cosa fondamentale, e poi quel dubbio a cui accennava era legato a Capomaggio. Lo sappiamo che Capomaggio è stato schierato spesso da difensore in questa stagione, e invece sembrerebbe che Cosmi lo voglia riportare, voglia togliere questo equivoco tattico e riportarlo a centrocampo. E qua c'è la differenza dei tuoi tecnici, no? Raffaele che non vedeva bene Golemic, Sì. E si fidava di Capomaggio perché lo ha avuto e sa che Capomaggio nasce difensore centrale. È vero. E che Raffaele si è inventato Se l'ho qualcosa. inventato. Assolutamente. No. Qua l'altra faccia della medaglia, perché Cosmi conosce bene Golemic, lo ha avuto e quindi si fida del valore del giocatore, che probabilmente avrà quella voglia di rivalsa e di far vedere che non è un giocatore finito, e quindi lo ripiazza al centro della difesa e rimette al suo posto sicuramente Capomaggio. E andiamo a sentire allora cosa ha detto Toscano invece qualche ora fa, proprio sulla Salernitana e su quello che il Catania si aspetta possa essere il vestito tattico della Salernitana in questa partita. Sarà una partita di livello, perché sono due squadre di livello. La Salernitana è una squadra forte, costruita per vincere il campionato, per arrivare prima. Essere pronti nei 95 minuti. C'è una variabile che è il cambio dell'allenatore. Noi dobbiamo essere pronti a capire le variabili che ci saranno durante la partita, cosa proporrà il nuovo allenatore. Ci siamo preparati ad eventuali variabili e giocare perché è una squadra che gioca e ti fa giocare, di essere coraggiosi e con personalità e soprattutto con fiducia, quella che abbiamo in questo momento. Se ti concentri su quello che devi fare tu, sei pronto ad approcciare bene tu la gara, ad avere l'atteggiamento giusto ed essere pronto alle variabili che ci potrebbero essere, perché potrebbero adottare lo stesso sistema di gioco con interpreti diversi, dare le indicazioni giuste al singolo e al reparto per le caratteristiche diverse che potrebbero essere, potrebbero giocare. Anche sulle palle inattive non sai cosa potrebbero fare, quindi devi calcolare e mettere in preventivo anche queste variabili, quindi l'attenzione e la concentrazione deve essere alta. Potrebbero cambiare il sistema di gioco perché ha dei collaboratori, il nuovo allenatore, che hanno praticato un altro sistema di gioco, e quindi guardando la squadra una settimana l'allenatore potrebbe dire questa squadra è adatta a giocare un altro sistema di gioco. Qua devi essere pronto in queste variabili. Le variabili è normale che ci stiano in un momento come questo. Toscano ha anche parlato dei piazzati, no? Perché magari si pensa
Cosmi non arriva e stravolge tutto, probabilmente in 2 giorni. Toscana ha parlato di una settimana, ma è sicuramente un po' di meno sotto questo punto di vista, ma magari può stravolgere alcuni accorgimenti e non ce li hai, magari la situazione sui piazzati, magari Cosmi la interpreta in un modo completamente diverso. Sì, sicuramente preparare questa gara È più difficile, per lui è stato un po' più questo dico, è più difficile per faticoso. Toscano. Sicuramente è stato più problematico preparare questa partita, ma non credo che la Salernitana di Cosmi si discosterà di tanto dalla Salernitana di Peppe Raffaele, quindi ritengo che la difesa 3 rimarrà quella che è e magari può cambiare il centrocampo se a 4 o a 5 e la dislocazione degli attaccanti, magari 2 trequartisti esatto. e una punta, ma ci ha giocato tante volte anche, Sì, sì, sì. anche Con i Raffaele, 2 trequartisti e una punta è un 3-4-2-1 che diventa 3-5-2, può diventare un 3-5-2 in fase non possesso, per cui a volte, come spesso dicono gli allenatori, poi i numeri contano fino a un certo punto. a volte ha giocato con le 2 punte centrali e Ferraris dietro. Non credo sia questa l'idea di Cosmi, da quello che mi sembra di aver capito. Sicuramente giocherà Lescano lì davanti e probabilmente giocheranno 2 trequartisti. Uno di questi 2 magari sarà un giocatore che lui Adesso, vorrà un attimino valorizzare, potrebbe essere Antonucci, ecco. Caro, di questo ne parleremo fra poco, perché avremo un collega proprio da Salerno che ci darà anche le ultime relative proprio all'allenamento anche di questa mattina. Intanto vorrei gli ultimi messaggi da Anna, poi andiamo in pubblicità e poi a Salerno. Messaggio da Davide da Paternò. Buonasera a voi. Secondo voi Toscano non sarebbe giusto cambiare modulo giocando anche con 2 punte tipo Lunetta Caturano? Grazie. Per Carlo, secondo te con Cosmi la Salernitana può fare meglio? Ci credo poco. Per Marco, oggi è più facile la formazione, ma tanto tu o la zecchi o ci vai vicinissimo. Ti chiedono anche domenica chi intervisterai. Ecco. Queste 2 trasferte dobbiamo affrontarle consapevoli dei nostri mezzi, dimostrando di essere una squadra da primo posto. Forza Catania. Allora, le 2 punte ne abbiamo già parlato tante volte, no? È un'opzione che si può utilizzare, che può essere utilizzata. Cosmi? Farà meglio, peggio? Già te l'ho fatta la domanda, ma alla fine... Ne abbiamo parlato, insomma. Entra sicuramente in una condizione ideale, no? Per un subentrante, perché la squadra stava facendo male nelle ultime giornate, c'era una grandissima contestazione, l'arrivo di Cosmi ha placato l'ira dell'ambiente, sicuramente c'è grande fiducia da parte della piazza in un allenatore esperto e carismatico. Ho letto 700 più di 700 panchine. Potrebbe sicuramente fare bene. In Serie A, formazioni vedremo se ci andremo vicini. Il discorso 2 punte, però cioè, le 2 punte sono Lescano e Molina, dove si gioca, o Lescano e Ferrari sono 2 punte vere. Sì. Però se si parla di 2 punte, si parla di Caturano e Lunetta. Lunetta non è una prima punta, cioè sì, è vero, ci può giocare. Io vedrei bene Caturano e Rolfini però anche lì, Rolfini anche è lì, forte. Però ti dico con anche un lì, non è Forte e Caturano, loro 2 sono 2 punte vere, capito, come caratteristiche. Gli altri hanno delle caratteristiche diverse e quindi li puoi anche mettere, perché è capitato che metti Caturano con Lunetta che gioca 3 quarti o chi gioca vicino, però lì sono le caratteristiche dei giocatori, l'ha detto Cosmi, l'ha detto Toscano più volte. Il giocatore ormai hanno delle caratteristiche di spazi che occupano e quindi facciamoli giocare, non è il modulo che ti fa la differenza, è come interagiscono poi all'interno del modulo e come poi mister mentalmente vogliono fare la partita e vogliono fare la differenza. Quello è. Sulle interviste io vado a Benevento, però stiamo già parlando di quello, mentre invece per quanto riguarda la Salernitana ci penseranno Carlo con Angelo Patanè per le interviste iniziali. Sarà certamente interessante sentire Cosmi magari prima e dopo la partita, anche per la differente intonazione vocale, no? di Cosmi prima e dopo l'incontro. Comunque ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo perché andiamo a collegarci con Salerno per avere le ultime sulla Salernitana. Fra poco. Eccoci, nuovo in studio, seconda parte di preview, ci avviciniamo alla partita del Catania in casa della Salernitana, andiamo proprio a Salerno con il collega Nicola Roberto di TV Oggi Salerno, benvenuto, ben trovato. Buonasera, ciao. buonasera.
Ben ritrovati. Allora, 2 giorni di full immersion con Serse Cosmi, che cosa ne hai tratto e che cosa ci dobbiamo aspettare per la partita con il Catania, Nicola? È un Cosmi che si è proiettato subito verso la partita di domenica all'Arechi con il Catania. Ci ha detto in conferenza stampa che un minuto dopo aver praticamente trovato l'accordo per allenare la Salernitana ha sbirciato le cose del Catania, si è reso conto un po' dei giocatori della rosa e ti direi che la cosa più importante secondo me della conferenza stampa di ieri è stata questa riflessione che lui faceva sulla Serie C in generale. Ha detto la Serie C nel girone C è sicuramente, ha fatto capire, di un livello più alto rispetto agli altri 2 gironi. Lui ha usato la parola diverso per non dire minore, ha usato questo aggettivo diverso, ma insomma ha fatto capire che la Serie C girone Sud, girone C è quella che è più difficile, quindi quella in cui potrebbe esaltarsi di più. La ricordava già qualche anno fa quando l'ha fatta con l'Arezzo. Al di là di questo, sicuramente grande stima per il Catania e grande voglia da parte sua di rimettersi in gioco dopo un paio di stagioni in cui è rimasto fermo. Ci ha tenuto a precisare che dopo l'esperienza di Rieka aveva un contratto con il club appunto istriano che non gli ha permesso di allenare da altre parti pur avendo delle offerte, e quindi insomma tanta voglia di ricominciare, di ripartire. Pochi giorni per preparare questa partita. Lui da martedì si è insediato ufficialmente, ha diretto 5 allenamenti finora perché ha ripristinato un paio di giorni fa anche la doppia seduta. Domani c'è la rifinitura, credo che si porterà ancora qualche dubbio avanti con sé, non tanto sul modulo perché vi sentivo, insomma, Sì. credo che l'abbiate inquadrato abbastanza bene, cioè 3-4, diciamo 2-1, perché comunque si va nel solco di una continuità sotto questo aspetto rispetto alla gestione precedente. Poi magari, come ci ha detto Ci confermi, ieri, la Nicola, formazione, il modulo potrebbero anche cambiare nel corso di questi mesi, di questi 2 mesi che restano, però diciamo la partenza dovrebbe essere all'insegna di una certa continuità nell'impostazione. Nicola, ci Credo qualcosa confermi? di diverso negli uomini ce la possiamo Nicola, mi aspettare. senti? Mi senti? Sì. Ci confermi, a parte, poi ti faccio completare il ragionamento, ci confermi Capomaggio che tornerà con ogni probabilità a Sì, centrocampo, no? Capomaggio te lo confermo per il semplice motivo che Cosmi ieri ha detto, questi giocatori adesso hanno bisogno di certezze, cioè non possiamo spostare i giocatori da una domenica all'altra, da una zona di campo all'altra, quindi siccome sul lungo periodo Capomaggio lo vediamo, lo pensiamo centrocampista, e quindi già da domenica tornerà lì in coppia con Giabbois. In difesa Golemitz, che è stato giocatore di Cosmi già a Crotone, dovrebbe ritornare titolare. Non è stato benissimo, diciamo, da gennaio in poi. Ha avuto un'occasione a Cerignola dopo qualche panchina, non l'ha sfruttata al meglio, però sono passati anche 20 giorni, credo che dal punto di vista fisico avrà sicuramente fatto dei progressi e quindi domenica potrebbe di nuovo essere la sua occasione. Ma ti ripeto, Capomaggio difensore centrale sarà una cosa che per quest'anno non si vedrà più, salvo proprio emergenze clamorose, perché se non ci dovesse essere Golemitz al centro della difesa, e non parlo solo di domenica ma in linea teorica generale, ci sarebbe Arena, che alla fine è stato preso per fare il vice Golemitz e che poi ha giocato tanto da braccetto di sinistra, perché nel frattempo, nonostante mancasse o non giocasse Golemitz, Raffaele aveva spostato Capomaggio al centro della difesa. In attacco? Pesa sicuramente l'assenza di Carriero, che secondo tu mi chiedevi ieri del modulo, ecco, secondo me quando Carriero sarà disponibile Cosmi penserà anche un po' di più al 3-5-2. Senza Carriero, proprio per un fatto numerico, credo che vada con i 2 mediani e quindi poi davanti con 3 giocatori. Senti, davanti invece che cosa dobbiamo aspettarci in questo 2-1 che tu ipotizzi? Sicuramente Lescano, punta centrale, poi Raffaele aveva provato con anche Molina come una sorta di sottopunta per accompagnare Lescano. Io credo che sulla 3/4 Cosmi cercherà di sfruttare i giocatori più tecnici che ha la Salernitana, quindi Antonucci, che abbiamo visto per un minuto contro il Monopoli proprio domenica scorsa ridebuttare con la Salernitana nell'ultimo minuto di gioco,
e poi ci sono Ferraris e Ascic. Ascic è quello che ha giocato di più nell'ultimo periodo, Ferraris un po' più a fasi alterne, quindi direi 2 di questi 3 alle spalle di Lescano. Questa è l'indicazione. Chiaramente di tutti e 3 questi che ti ho nominato, Antonucci è quello che ha meno minuti nelle gambe. Potrebbe quindi partire Ascic e poi entrare Antonucci, ma non mi meraviglierei neanche se facesse il contrario. Magari sfruttare prima il giocatore un po' più estroso, più voglioso anche di giocare, e poi dopo magari mettere dentro quello che ha comunque una maggiore abitudine a calpestare il Prato in questa stagione, diciamo. Tascone può essere un'alternativa, invece parlavi prima dell'alternativa a centrocampo, può essere un'alternativa rispetto a quelli che hai citato? Guarda, Tascone nel mezzo di una vera e propria crisi di identità, cioè un giocatore che mi risulta insomma abbia anche in qualche modo proprio ammesso una difficoltà, e che è evidente quando entra in campo, un giocatore che sta facendo molta fatica, però è un giocatore, secondo me, come tutti quelli che ultimamente hanno giocato meno, potrebbe essere rigenerato da questa terapia d'urto che penso Cosmi voglia attuare e applicare con tutto lo spogliatoio. E quindi vediamo se insomma con Cosmi sale di livello anche chi ultimamente era molto al di sotto del suo rendimento standard. Però inizialmente penso che Giabbo a Capomaggio sia la coppia titolare, poi De Boer, Tascone, e resta poi il giovane Di Vico, visto che il Carriera non c'è, sono quelli che si giocano magari i posti di rincalzo per poi magari entrare a gare in corso, tenendo conto del fatto che, come per la Salernitana e il Catania, insomma, vale questo discorso, si giocano 3 partite in 7 giorni, la prima è sempre quella più importante, però devi anche fare dei conti, pensare anche al resto. Senti, pubblico, ci sono anche dei diffidati, quindi magari qualcuno prende la munizione, deve avere pronta la soluzione alternativa quando poi quello non c'è. Nicola, pubblico, e poi ti lascio, cosa ci dobbiamo aspettare? Ieri mi mandavi dei dati della prevendita. Rimaniamo con quei dati, nel senso che il report giornaliero arriva nel tardo pomeriggio. Ti direi che insomma, se sono 2000 fino a ieri, me ne aspetterei in totale altri 2000, quindi diciamo 4,5 biglietti venduti più 5.000 e passa abbonati. Si potrebbe ritornare tra i 9,5 e i 10.000 dopo queste partite ultime che hanno fatto segnare un po' il minimo stagionale con Casarano e con lo stesso Monopoli. Insomma, la Salernitana ha giocato spesso anche di sera in quest'inverno, che non è stato affatto diciamo mite, qui soprattutto spesso bagnato, e quindi diciamo che adesso, giocando alle 14:30 di domenica, si potrebbe ritornare ad avere più pubblico. Chiaramente l'effetto nuovo allenatore avrà un'incidenza, non mi aspetto tantissimo in più. Oggi c'è stato un nuovo comunicato della Curva Sud che ha confermato la contestazione nei confronti della proprietà, perché vuole una certa chiarezza negli obiettivi, nella programmazione, quindi insomma ci sarà comunque questo clima di sostegno sia alla squadra, ma anche di contestazione nei confronti della società. Nicola Roberto, ti ringrazio, grazie per tutte le indicazioni che ci hai dato. Sicuramente, buon lavoro. Ciao, buon lavoro. Allora, io ritorno da Ermanno perché appunto si diceva, e lo diceva anche il collega, chiaramente le impostazioni tattiche potranno essere probabilmente diverse, ma magari non ci si discosterà tanto da quello che si è visto con Raffaele. Allora andiamo a vedere un po' alcune caratteristiche della Salernitana, perché in realtà la Salernitana è stata allenata da Raffaele fino alla fine della scorsa settimana. Per cui andiamo sull'aspetto difensivo, perché tu hai esaminato qualche principio difensivo proprio della Salernitana e di questa difesa 3 che probabilmente resterà tale. Sì, diciamo non c'era molta chiarezza sotto l'aspetto dei principi difensivi, perché sul taglio che ho evidenziato non si vede chiarezza se è una squadra che marca a riferimento o marca a zona, marca di reparto, quindi questo è un qualcosa che un pochettino non ho compreso. Soprattutto si vede poi chiaro, no, in una situazione contro il Monopoli, quella mancanza di recuperare la posizione, di difendere lo spazio e di non prendere gol, che forse era sintomo quasi insito, intrinseco, scusate, dei giocatori, come di allontanare volontariamente quello che era il tecnico con cui non si trovavano più bene. Quindi vediamo già il taglio video. Questa è una situazione contro la Cavese dove la Salernitana subisce gol. Qua c'è Ferrari che cerca di far risalire la squadra e farla rifiatare, voleva prendere una punizione che non riesce, piccola transizione, vedi questa linea è leggermente spaccata, c'è Arena che sembra marcare di reparto,
ma non lo fa, lento Villa a chiudere a coprire quello spazio, si crea un 2 contro 1 addirittura, quindi una superiorità nel secondo palo, nessuno marca e nessuno copre lo spazio, quindi questo è un principio che non ho ben compreso. Qui invece si vede una linea che viene spaccata dalla presenza dell'avversario, poi c'è l'uscita di Capomaggio che in questo caso era il centrale. Vedi, ti ho messo i pallini con le varie freccettine per farti capire dove dovrebbero rientrare i vari giocatori per coprire lo spazio. E questo dove invece spazio non rientrano. non viene coperto, addirittura sul secondo palo si crea una situazione di 3 contro 1 e Villa viene messo in mezzo. Questo giocatore, diciamo, questo spazio qui è uno spazio che il Catania deve analizzare, perché quello spazio può essere attaccato in maniera decisiva, in maniera chiara e forte da un giocatore come Casasola, che ha una struttura fisica totalmente differente a Villa. Villa è un giocatore fortissimo dal punto di vista offensivo, dal punto di vista della costruzione. Ma sotto l'aspetto fisico, però sotto l'aspetto strutturale stiamo andando a paragonare 1,89 m Casasola, 1,72 m Villa, quindi anche lì ci potrebbe essere qualcosa su queste palle, diciamo, sul secondo palo, su questo ingresso del quinto. E mi sembra che il tuo secondo taglio è dedicato proprio a quello che riesce a fare il Catania come presenza sul secondo palo. Se ti ricordi già l'avevamo visto un po' Sì. nel gol, nell'azione quella premonitore al gol di D'Ausilio della rovesciata, qui lo vediamo ancora meglio di questa presenza sul secondo palo che sta ricominciando a essere un principio dove Una il Catania, caratteristica. una caratteristica, sì, dove il Catania ci sta lavorando tanto durante la settimana e lo si vede poi la domenica. Vediamo proprio in questa situazione, vedi Casasola che da fuori la riporta dentro, bravo Jimenez a trovarsi sempre staccato e orientato già, come si suol dire, aperto per il fronte porta. Si crea un 2 contro 1 dove il difensore, vedi, qui era il quarto, non sa se prendere il trequartista Lunetta o quello che c'è alle spalle Donnarumma. Qui Jimenez prova a calciare, chiaramente poteva. quello che dici tu, il difensore fa un passo verso Lunetta e poi Avanti, torna indietro. però molte volte rimane a metà. Quel rimanere a metà non è un qualcosa che non aiuta soprattutto la fase difensiva. Qui vediamo invece addirittura Pieraccini sempre in scarico di Jimenez, che dà sempre quel sostegno in scarico, e poi vediamo un 3 contro 3, addirittura un 2 contro 2 sul secondo palo, e poi è molto bravo sia Lunetta che Donnarumma a attaccare le spalle, bravi anche loro a coprire lo spazio, e poi la conclusione finale di Corbari. È un po' quello che dicevi tu, appunto, la capacità di andare a colpire anche in quella zona del campo, sul secondo palo, e come abbiamo visto la Salernitana qualche spazio lì, almeno fino ad ora, te l'ha dato, te l'ha concesso. Perché non è chiaro, molte volte fanno quel mezzo passo su delle palle di situazione aperta dove invece dovresti rimanere basso, quel mezzo passo che ti dà quei 2-3 metri, 2-3 secondi, millesimi di secondi nel tempo, che quando ti inserisci alle spalle non lo prendi più, quindi è da valutare questa cosa qui. Anna, torno da te per i messaggi da casa. Buon pomeriggio, domanda per breve. A Salerno vede più Lunetta o Rolfini e si aspetta un Catania primo tempo attendista per colpire nella ripresa o partire subito forti, e come finisce? Penso che la squadra metterà in campo grinta e voglia di vincere. Forza Catania. Forza Catania, domenica ci sarà la svolta, finalmente a Salerno vinciamo 2-1. Dopo le 3 vittorie contro Salernitana, Benevento e Casertana, perché tali saranno, sarà importante non scivolare contro squadre di media fascia come Altamura, Latina, eccetera, perché lì ci giocheremo davvero la stagione. E ancora messaggio da Vincent: dipenderà tutto dal Catania, se ci credono tutto può succedere. Domanda per Anna Edermanno: che percentuale danno al Catania per il primo posto? Ecco, guarda, rispondi. Guarda Vincent, io ti dico, facciamo giocare prima il Catania con Salernitana e Benevento e poi dopo parliamo di percentuale. Adesso diciamo che la percentuale che vede il Catania sicuramente è inferiore al 50%, se non al 40%, perché comunque è una distanza abbastanza, già un po' grande, e mancano solo 10 partite. Quindi. Più Lunetto, più forte? Allora, ritengo giocherà Lunetta dall'inizio, certo. Mi piacerebbe vedere insieme Lunetta e Rolfini e D'Ausilio, perché giocheresti con un riferimento centrale. Lunetta e Rolfini, scusa, non forte ovviamente. Lunetta che accompagna e stia più vicino a Rolfini per riempire l'area, con D'Ausilio regista offensivo. Però potrebbe anche partire Lunetta come prima punta. Lunetta sarà in campo, o da prima o da trequartista sarà in campo insieme a D'Ausilio. C'è da scegliere solo il terzo attaccante tra Jimenez e Rolfini. Andiamo a vedere adesso invece le statistiche a confronto, per vedere un po' quelle che sono le caratteristiche di Catania e Salernitana, anzi di Salernitana e Catania in questo campionato, perché andiamo ad analizzare anche i numeri dei
punti, soprattutto di come è andato il rendimento interno della Salernitana e quello esterno del Catania. Pensate che la Salernitana in casa ha raccolto solamente il 52% dei punti, 26, ha segnato 19, non ne ha fatti molti in generale la Salernitana perché ne ha fatti 36 in tutto il campionato, ma equamente divisi pressappoco fra casa e fuori, e ne ha subiti 12 rispetto ai 30 subiti in tutta la stagione. Dall'altro lato c'è un Catania, lo sappiamo, che in trasferta oggi ne ha parlato nuovamente Toscano con le domande dei colleghi in conferenza stampa, ha detto le prestazioni sì, qualche volta è mancato il colpo per chiuderla e ovviamente i punti e i gol fatti, subiti lo dimostrano. Fa impressione vedere quel 15 contro 15 fatti in casa, fatti fuori e subiti fuori. Il Catania è più 31 di differenza reti perché gli altri 31 li ha segnati tutti in casa, subendone 0. Come tutti noi sappiamo. Ritorno da Ermanno perché voglio vedere, ecco, ad esempio, la Salernitana, Toscano diceva come si comporterà sui piazzati. Quello potrebbe essere una differenza rispetto a Raffaele, fra Cosmi e Raffaele. Però che cosa è successo fino adesso? Stiamo parlando qui della fase di possesso, per cui i piazzati a proprio favore. Sai, dipende un pochettino, no? Se soprattutto Cosmi in questi 5 allenamenti ha avuto anche il tempo per esatto. poterle provare. Non è una cosa che si cambia così facilmente. Non è molto facile, il mister poi mi può confermare questa mia ipotesi, però non è facile diciamo rielaborare, no, quello che sono dei principi che ormai erano strutturati. Però vediamo proprio i piazzati a sfavore della Salernitana. Vediamo qui, questi sono quelli a favore. Vabbè, partiamo da questi, vediamo la presenza in aria di 5 saltatori, di cui molti anche ben strutturati. Ascic, che è sempre il giocatore che va a battere con maggiore qualità, mettono o 1 o 2 giocatori al limite, però vedi la grande presenza, il movimento e la furbizia e la malizia di quelli che rimangono lì dentro. E poi qui c'è l'ottimo gol di Lescano. Qua vediamo un'altra situazione dove c'è Ascic che mette questa palla dentro. I saltatori sono 5, ma i più importanti sono Lescano, Capomaggio, Berra e Molina, che sicuramente sono tutti giocatori che superano il 1,85 m. Tutti questi giocatori attaccano la zona del primo palo, quindi quella parte dove si trova il portiere. Qui poi la palla arriva sul secondo, è bravo Longobardi a provare questa girata, però teoricamente vanno sempre con 5 saltatori e 1 o 2 giocatori al limite. E Ascic, che ha un ottimo piede, un piede abbastanza pulito, una buona tecnica soprattutto nel calciare. Sui piazzati in chiave difensiva invece del Catania abbiamo analizzato la grande paura che abbiamo avuto un po' tutti nell'occasione ultima del Giuliano con Marchisano, che ha sparato fuori da un metro e mezzo, e tu l'hai analizzata anche per capire un po' tatticamente dove e se c'è stato qualche errore da parte del Catania. Diciamo che c'è stato non tanto un errore sulla prima fase della marcatura o della prima copertura dello spazio, che era ottimo. Che tutto partiva da un calcio d'angolo, ricordiamo. Più sulla seconda palla, dove il Catania poi, qui c'è Miceli e Ponzi che guardano solamente il pallone e lasciano completamente una zona libera, più che una zona, l'uomo libero, che è Marchisano, che grazie al Catania. Qui vediamo il Catania messo bene con tutti gli uomini a difendere la porta, sempre il solito un giocatore a ricerca della palla sul primo palo e quello tra il palo e il vertice. Qui vediamo questa seconda palla dove vedi ci sono addirittura 8 giocatori dentro l'area a difendere la porta di Dini, però qui c'è questa palla che passa perché non la prende né Di Noia né Casasola, ma poi Ponzi che va in avanti per marcare Oguseie e soprattutto Miceli che rimane completamente senza uomo. Qui c'è stata secondo me anche un po', non se l'aspettava secondo me un pochettino il Catania quella palla lì. Quella è una palla che Casasolo, Di Noia impattano e la mandano anche in tribuna o in curva se va bene, e non deve passare. Più che altro poi c'è Ponzi che marca, il giocatore accanto a Miceli che marca, Miceli non marca. Quando non marchi, se non stai marcando vuol dire che c'è qualcuno libero dentro l'area. Io mi ricordo di quel momento il silenzio, perché tutti seguivamo il pallone, no Carlo? Tu stai commentando con Angelo la partita, seguivamo il pallone e poi a un certo punto ci siamo resi conto che arrivava proprio fra i piedi del giocatore a 1,5 metri dalla porta, e mi ricordo proprio, ho chiaro il silenzio dello stadio in quel secondo in cui la palla è passata, perché tutti avrebbero, credo, pensato al gol. Ci sono delle cose sono scritte. Segnali, esatto, anche questi sono segnali. Devo dirti che io mi aspettavo un'ultimissima occasione da parte
Arrivata proprio all'ultimo della secondo. squadra avversaria. E lì si è chiamata la fortuna in conferenza stampa Toscano, ha detto dobbiamo avere anche un po' di fortuna, ma ce la dobbiamo cercare, la dobbiamo chiamare. Se l'è chiamata in conferenza stampa. Marchisano avrà ascoltato il buon esterno del Giuliano, che fra parentesi aveva fatto anche una discreta partita tutto sommato, e poi rovinata per fortuna del Catania da questo errore. Il silenzio, il sospiro di sollievo. Poi silenzio e sì, poi però è stato il sospiro di sollievo. quel secondo è stato proprio io la l'ho sentito volare, il momento in cui tutti hanno pensato qui ci scappa il gol proprio alla fine. Invece non è andata così, e per fortuna del Catania. Sto andando poi fra un po', vado dal nostro Franco Cammarasana perché lo vedo, ci facciamo dare le ultime al Trapani, ma ritorno da Ermanno perché a proposito dei piazzati in chiave difensiva invece della Salernitana, qui vediamo appunto i principi che c'erano, vediamo se li ritroveremo anche domenica, perché mi sembra che marcavano a uomo, con alcuni però accorgimenti. Sì, no? diciamo che la marcatura è una marcatura a uomo, poi mettono dei giocatori in posizione diciamo mista o a ricerca palla o a copertura dello spazio. Vediamo proprio dal taglio video, vedi qua la presenza di un doppio giocatore a ricerca della palla, uno leggermente avanti, uno dietro rispetto alla zona centrale dove c'è Donnarumma, dei giocatori invece al limite o da guardia e poi tutto il resto a marcare a uomo. Qui c'è una marcatura che non è proprio perfetta, però la Salernitana che è ben piazzata. Qui invece contro la Cavese vedi sempre la presenza di un giocatore tra palla e vertice, una al limite e una ricerca palla, poi tante marcature a uomo. L'unica marcatura a uomo che scappa è quella di Jabua sul secondo palo, su questa palla poi rimessa in mezzo c'è un po' anche qui di pericolo, paura per la Salernitana che la scampa. Jabua anche qui a livello strutturale, così come Villa, è un giocatore non tanto forte fisicamente e si potrebbe attaccare soprattutto sulla sua zona. Qui vediamo invece su palla laterale sono addirittura 10 giocatori a difesa della porta, 7 di questi sono in linea a coprire lo spazio, però vedi il Monopoli crea un piccolo blocco o sovrannumero, densità in quella zona del campo. Anche qui riescono a colpire la palla, si potrebbe anche fare questo sotto l'aspetto offensivo per il Catania. Allora andiamo a sentire il nostro Franco Cammarasana da Trapani. Franco, ci si prepara, intanto buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a voi. Ci si prepara a questa partita che è domani, fra parentesi, con l'Atalanta, Under 23, una partita a cui il Trapani arriva, lo sappiamo, ormai lo diciamo da mesi, con una situazione certamente complicata e certamente difficile, che Aronica non so come riuscirà e come sta tentando di arginare. Intanto sarà una partita dalla cornice un po' particolare perché in settimana ci sono quasi quasi è una costante a Trapani, ci sono state ulteriori polemiche perché gli ultra della Curva Nord sono usciti con un documento molto severo nei confronti della società e del presidente Antonini in particolare. Questi ha risposto per le rime dicendo nella sostanza va bene, io avrò anche sbagliato, però ho speso tanti soldi eccetera, contestatemi pure in modo civile, però non fate mancare il sostegno alla squadra. E per assicurare appunto una cornice di pubblico adeguata ha annunciato praticamente che domani si potrà entrare allo stadio, soprattutto nel settore gradinata, con appena 10 centesimi. Ovviamente non sarà assolutamente il pubblico grandi occasioni, già domenica scorsa nella partita contro il Latina c'erano appena 300 paganti e dei 2000 abbonati se no ce n'erano la metà. Il pubblico si conquista con i risultati, con l'entusiasmo, cosa che attualmente a Trapani manca. Tornando alla partita, è una partita importante. Intanto è una partita che il Trapani affronta dopo una settimana di lavoro in cui Aronica ha potuto lavorare per rimettere in sesto questo nuovo organico fatto di giocatori che sono arrivati a Trapani con una preparazione completamente diversa uno dall'altro, anche perché in buona parte sono giocatori che nelle squadre di provenienza non giocavano poco e magari abituati ad altri schemi di gioco. Affronta un Atalanta che dopo un periodo di appannamento tra
tra dicembre e gennaio, adesso è in netta ripresa, viene da 3 risultati utili consecutivi, arriva a Trapani con l'intento di fare punti, il Trapani chiaramente con la vittoria di domenica contro il Latina ha rimpinguato la sua classifica e deve farlo a maggior ragione in attesa poi della sentenza del Tribunale federale del 9 di marzo, dove probabilmente subirà un'altra contestazione. Franco, andiamo con la probabile. Per quanto riguarda la probabile formazione, non dovrebbe discostarsi molto da quella che ha battuto il Latina. Ci sarà un assente sicuro, che è quello di Pirrello in difesa, perché deve scontare una giornata di squalifica. Al suo posto dovrebbe giocare Vimercati, per cui confermando possibilmente il 4-3-2-1 sarà composto l'11 con Galeotti tra i pali, Morilli, Vimercati, Moto e Nicoli in difesa, poi 3 di centrocampo con Giovanni Aronica, che è il figlio, ricordo, del tecnico, Giovanni Aronica, Celeghin e Benedetti, e poi alle spalle di Stauciuk o anche di Battimelli, Forte e Matos. Questa per sommi capi, ripeto, la probabile formazione. Grazie Franco, buon pomeriggio. Ci vediamo alla prossima puntata di preview e alle altre produzioni sportive, oltre che nei nostri telegiornali. Allora io vado da Anna, altri messaggi per voi da casa. Buon pomeriggio a tutti voi, soprattutto Anna, mia carissima amica, Forza Catania, ora abbiamo tutto da prendere, vogliamo, da Raffaele. Ciao Raffaele. Domanda per Marco, visto che Capomaggio e Lescano contro il Catania ogni volta danno il 200%, chi dei giocatori del Catania potrebbe contenere i due? Buon pomeriggio, domenica dobbiamo mettercela tutta. Io mi sono già organizzata con la mia scaramanzia che ha funzionato nella scorsa partita e mi auguro funzioni per queste altre 2 partite. Vogliamo sapere il tuo rito scaramantico adesso. Ciao, sono Angelo Finocchiaro, Forza Catania, domenica deve vincere a Salerno. E bravo Angelo, questo è il modo giusto, come d'altronde hanno dimostrato i tifosi del Catania ieri al Massimino. Capomaggio e Lescano, c'è Quaini che sta facendo... Sì, benissimo. Giovanni a specchio, esatto, c'è Quaini che sta facendo benissimo e Lescano ci vuole Micheli o Allegretto, esatto, ci vuole che la difesa del Catania faccia le cose bene e nel modo giusto con un giocatore di cui parleremo anche fra poco, perché l'abbiamo indicato come il giocatore, diciamo, più rappresentativo in questo momento della Salernitana. Allora io ritorno da Ermanno, perché poi fra poco ci sposteremo a Siracusa e voglio vedere, per quanto riguarda la Salernitana, sempre in fase di possesso, come sfruttano i lanci lunghi, ma non solo i lanci lunghi, ma anche la pressione che ne deriva, perché poi portano i 3 avanti a pressare subito sui difensori. No? Diciamo, preso anche un dato, no? Donnarumma ha un quantitativo di 119 lanci lunghi verso gli attaccanti, verso oltre la metà campo, di cui ne esegue almeno in media 4 oltre che tanti gol presi da fuori, no? Sì, vabbè, sì, visto l'ultimo di Scipioni, sì, effettivamente non è da non considerare la tua provocazione in qualche modo, però diciamo ha una media di 3,9, quindi 4 lanci a partita per gli attaccanti, quindi per i 3 davanti, e ha anche un ottimo dato sull'accuratezza, perché il 66% risultano abbastanza precisi. Possiamo vedere dal taglio video come questo lancio molte volte non è solamente indirizzato agli attaccanti, ma può essere anche indirizzato a quelle che sono a delle spizzate dei centrocampisti. Qua vediamo Longobardi spizzare questa giocata verso i 3 davanti. Su questa spizzata vedi la pressione feroce. Ecco, arrivano tutti e 3. C'è Molina, Lescano e Ascic, addirittura alcuni su riferimento. Ascic già parte sul portiere perché anticipa questa giocata in scarico, bravissimi poi a riconquistare palla e a trovare la rete del 2-0. Vedi, portano più che altro l'avversario a sbagliare, e questo è anche un altro dato. Vedi qui la Cavese che si porta con 3 attaccanti lì davanti, quasi a non far costruire la Salernitana che acconsente a questa perché ha questa opzione, e poi va con quei 3 che abbiamo visto già prima a dare tanto fastidio. Vedi che lancio lungo addirittura quasi dentro aria, bravissimi Lescano e Molina a trovarsi e soprattutto a far sbagliare l'avversario. Poi c'è l'appoggio in mezzo di Lescano e il Molina che però non trova la rete. Mentre per quanto riguarda il Catania c'è da stare un po' attenti ai filtranti, no? L'abbiamo visto nelle ultime partite, soprattutto
quando il centrale magari abbandona o almeno esce per andare magari in pressione e si può creare un buco. Ti sorrido, diciamo, perché il mio sorriso è un pochettino beffardo, no? L'avevamo parlato anche la volta scorsa, sempre punzecchiando un pochettino la condizione di Micheli. Soprattutto è una condizione non tanto fisica quanto mentale, e qui si vede un pochettino l'incertezza ancora del centrale difensivo del Catania, che non è preciso in questa uscita e rischia qualcosa qui il Catania su questa imbucata. Possiamo partire con il video. Vedi qua la classica diciamo, costruzione del Catania con i 3 difensori più i due esterni, una difesa a 5. Qui vediamo Micheli così come Celli. Qui sulla palla, se c'è qualcuno che deve uscire, non deve uscire nessuno, perché qui bisogna attendere, però se deve uscire qualcuno deve uscire Celli, che è il giocatore più vicino alla palla, e non Micheli, che è il centrale. Perché? Perché qui liberi lo spazio alle spalle per l'imbucata, ma soprattutto perché la giocata che poteva fare il giocatore qui in possesso, oltre all'imbucata, è l'appoggio in mezzo. Certo. Su un giocatore che era libero, ed era poi difficile per Pieraccini che seguiva il taglio o per Casasola ricoprire quello spazio e andare a marcare. Lì doveva starci il centrale. Lì il centrale non deve uscire. Il mister sicuramente abbassa la testa, annuisce, quindi sono contento di questo perché l'analisi è corretta. Lì deve... Però Micheli, Carlo, farà una grande partita in casa della Salernitana. Lo auguriamo. È arrivato il momento di... Sì, potrebbe dare essere quella partita... dimostrazione di leadership che aveva sicuramente a Monopoli. Era uno dei centrali, il loro punto di riferimento difensivo, ma anche in Lega Pro Micheli ha fatto una carriera di tutto rispetto, lo deve dimostrare. Lo deve dimostrare in questo è arrivato queste il momento. doppia, anzi tripla, perché poi c'è la Casertana al Massimino, per cui diciamo è Sempre una che giochi lui, tripla partita sempre che non giochi Carnielutti, ovvio. O Allegretto. Allegretto. Vedremo, state con noi che fra un po' diamo anche la probabile formazione del Catania. Intanto dico al collega Marco Petrolito di restare collegato perché fra poco siamo da lui, pubblicità, ritorniamo fra pochissimo con le ultime da Siracusa. Ben ritrovati, torniamo in studio per collegarci subito con il nostro Marco Petrolito da Siracusa, perché la situazione che avevamo già delineato durante le settimane scorse, ieri è arrivata però la conferma, Marco, dei primi punti di penalizzazione, perché probabilmente ce ne saranno poi degli altri, e con il Siracusa che si ritrova adesso ultimo in classifica ad affrontare questo campionato in cui, lo dicono in molti, riconoscono al Siracusa di aver giocato anche comunque un bel calcio, e invece tutte le situazioni extra calcio portano il Siracusa adesso all'ultimo posto. Ciao Marco. Ciao, buon pomeriggio a voi tutti in studio. Sì, è una situazione molto delicata, critica, che purtroppo ci impone di parlare di vicende extracalcistiche, con le trattative societarie che proseguono in modo incessante e soprattutto con il malcontento della piazza, dei tifosi, che sicuramente tramuteranno, ecco, la loro rabbia anche in campo. Si spera appunto la gara scusate, vada nel migliore dei modi, che non ci siano, ecco, problemi di ordine pubblico, perché comunque c'è molto fermento, dato che il Siracusa, dopo essere stato penalizzato di 6 punti, è piombato all'ultimo posto in classifica, come ricordavi, adesso si trova a -5 dal Foggia, e in virtù di questa penalizzazione che è stata inflitta proprio ieri dal Tribunale Nazionale Federale, adesso arriva in un momento molto difficile, anche un match complicato come quello in programma domenica alle 12:30 con la Casertana. Ecco, per l'occasione si prevede comunque un Nicola De Simone che sarà pronto ancora una volta a sostenere i colori azzurri, anche se, come ti dicevo, in un clima di pesante contestazione nei confronti della società del presidente Ricci, per una situazione appunto poco chiara. Sono dignità illusioni, insomma tante le accuse che vengono mosse in questo momento alla società del presidente del Siracusa. Ricordiamo che nei giorni scorsi, tra l'altro, c'è stata una piccola polemica, si era paventata l'ipotesi che la gara di domenica si disputasse a porte chiuse, salvo poi il presunto intervento da parte del comune, che insieme ad uno sponsor avrebbero garantito il servizio di stewarding all'interno dello stadio. Dunque ecco, una situazione molto particolare, rispetto a cui la squadra deve fare il massimo per cercare di isolarsi, anche se non sarà facile, soprattutto in considerazione, come dicevi, del nuovo deferimento che poi potrebbe arrivare nel mese di marzo e che allontanerebbe ulteriormente le chance di salvezza, che già sono poche, anche attraverso i play-out. Ecco, dicevamo Marco, mentre vediamo le immagini anche dello spogliatoio del Siracusa, queste sono le immagini proprio della partita con il Catania, e fra parentesi ha testimoniato un po' quello che è il controsenso di questa stagione, no? Una squadra che ha giocato un ottimo calcio, un allenatore che si sta mettendo in mostra e che sta
facendo capire di essere un allenatore che può dare qualcosa al calcio di Serie C, ma magari chissà mai, perché un giovane può fare sicuramente bene per entusiasmo e per mentalità, e poi però ci si ritrova con questa situazione così assurda. Ma voglio capire se le interlocuzioni del sindaco stanno avendo o possono avere qualche risultato a breve per riuscire a portare avanti questa stagione e magari non finire nel dimenticatoio nella prossima. Ecco Marco, il Presidente aveva promesso che la stagione si sarebbe conclusa in maniera dignitosa e senza ulteriori scossoni. Fatto sta che le difficoltà quotidiane si susseguono di giorno in giorno, dunque la rabbia e la delusione dei tifosi è tantissima. Il Sindaco ha provato ad intervenire favorendo le interlocuzioni tra il Presidente e degli imprenditori, alcuni locali, altri non siciliani. Al momento non ci sarebbero degli sviluppi, anche se pare che ci sia l'interessamento di una cordata imprenditoriale molto, molto vicina. Starà alle trattative con il Presidente in persona per capire se effettivamente poi la cosa possa andare in porto prima del termine della stagione, e quindi con la possibilità di salvaguardare quanto di buono è stato fatto e quanto di buono resterà. Ricordiamo che la squadra è molto concentrata, proverà a giocarsi tutte le sue carte fino alla fine, anche se la matematica ancora non la condanna. Tuttavia, come dicevi tu, il lavoro di Turati è stato un lavoro ottimo. Ricordiamo che fin quando il Siracusa è riuscita ad ottenere le ultime 2 vittorie, che ormai risalgono l'ultima al 4 gennaio, la squadra era a soli 4 punti addirittura dalla zona playoff, e comunque si prospettava un campionato molto tranquillo, salvo poi il ridimensionamento legato a tutto ciò che è accaduto, gli scossoni che sono stati dettati anche dalla cessione di numerosi giocatori, molti importanti, che erano fondamentali per lo scacchiere di Marco Turati. Dunque che tutto è venuto meno e adesso la situazione è molto precaria. Marco, andiamo alla probabile formazione per la partita Sì. appunto con la Casertana nel lunch match di domenica. Sì, formazione quella azzurra che vede ancora qualche ballottaggio in un paio di ruoli, ma che molto probabilmente proporrà come sempre Farroni tra i pali, Zanini che troverà spazio sulla corsia di destra, Pacciardi e Marafini saranno i centrali. Potrebbe essere accantonato per questa partita Capomaggio dopo la prestazione non convincentissima la gara con il Sorrento. A sinistra, mancando sia Cancellieri che Job, che si è fermato proprio nei giorni scorsi, potrebbe essere schierato sin dall'inizio Puzzone, mentre Candiano e Limonelli occuperanno la linea mediana. Dietro a Di Paolo, Riccardi e Valente, che è al rientro dopo parecchio tempo che non si vedeva l'esterno di sinistra, anche lui un giocatore fondamentale per la squadra di Turati. L'unica punta sarà Arditi. Ricordiamo che lo stesso Marco Turati non sarà in panchina perché è squalificato, al suo posto come domenica scorsa ci sarà Fernando Spinelli. Grazie Marco, ci ritroviamo alla prossima puntata di Grazie preview ovviamente e alle prossime nostre produzioni sportive e ai tuoi servizi per i telegiornali. Ritorniamo a parlare invece della partita della Rechi fra Salernitana e Catania, il ritorno da Ermanno, perché andiamo ad analizzare nuovamente le qualità dell'attacco della Salernitana, o almeno le caratteristiche, chiaramente qualcuna, perché andremo poi nella secondo taglio che hai fatto ad analizzare le qualità di Ascic, che il Catania si ritroverà comunque di fronte, mentre invece abbiamo visto della ricerca delle punte con i lanci lunghi del portiere, ma ci sono anche i traversoni e i cross ovviamente, su cui gli avanti della Salernitana si fanno trovare sempre preparati. Sì, diciamo il giornalista che abbiamo sentito prima di Salerno ci ha parlato in realtà di una possibile unica presenza di Lescano e non di una copresenza di delle due punte Lescano-Molina, come abbiamo visto in realtà nelle ultime 4-5 partite, però volevo analizzare, forse anche a partita in corso li vedremo insieme, li vedremo lavorare insieme. Ho analizzato come vengono cercati e ricercati anche in maniera ripetuta questi giocatori attraverso dei cross e dei traversoni, proprio partendo spesso dai piedi di Ascic, che poi analizzeremo nel dettaglio. Qui vediamo proprio da questa situazione vediamo uno sviluppo laterale dove c'è Arena che è il braccetto di sinistra, quindi lavorano in catena i tre nella zona laterale. Ascic che qui prepara e ricerca benissimo gli attaccanti, è bravissimo qui Molina a attaccare lo spazio e a tagliare tra i due difensori centrali, non ci arriva per un pelo, però vedi la presenza e sempre la condivisione dei movimenti tra i due attaccanti. Qua lo vediamo ancora in maniera più chiara, Ascic che esegue questa palla imbucata per Villa che guarda l'area, entra addirittura dentro l'area, e poi vedi Lescano che attacca il primo palo, Molina che gli gira intorno per ricevere quello che potrebbe essere un ipotetico passaggio in scarico, però vedi poi è
bravo Molina a riadattarsi e a trovare quella mezza rovesciata. È una situazione che si ripete, l'avevamo già vista in altre situazioni, con la presenza soprattutto di un giocatore come Lescano. Ma se non ci fosse stato Lescano sarebbe stato Inglese se non fosse fermato dall'infortunio, così come Ferrari, che sono giocatori che all'interno dell'area di rigore ci hanno fatto, diciamo, le carriere, soprattutto in questa serie verranno ricercati e saranno cercati tanto in quelle situazioni, in quegli sviluppi. Andiamo a vedere invece Ascic, perché è un altro giocatore di qualità, anche loro si assomigliano in questo col Catania, perché sulla tre quarti hanno giocatori veramente di grande qualità. Ascic, prima il mister parlava di Antonucci, si è parlato anche di Ferraris, sono dei giocatori di altissimo livello. Mi piace parlare di Ascic, il marocchino, perché parte da una Serie D, quindi non parte dalle categorie nobili, ma è un giocatore che si è fatto col tempo, è un giocatore che già valutavo ai tempi del Cerignola in Serie D, ma anche del Rende. È un giocatore che secondo me ha fatto una crescita incredibile, ha un passo dominante proprio nell'uno contro uno. Rivedendo i vari dati, ho visto che esegue addirittura 20 dribbling a partita, di cui il 70% riusciti, quindi 14 duelli li vince. Su questi 14 duelli poi spesso entra in aria o calcia in porta o crea quelle che sono delle situazioni per un assist, infatti ha un X-assist abbastanza elevato. Vediamo dal taglio, ho voluto cercare di analizzare alcune piccole situazioni. Qua vediamo la sua capacità, prima l'abbiamo visto calciare gli angoli, ma calcia anche benissimo le punizioni, qua è bravissimo a trovare e cercare la porta, bravo anche il portiere della Cavese. Qui invece un'altra situazione dove Lescano e Molina combinano e cercano di entrare dentro, questo con un filtrante, lo fanno anche bene, qui però stoppati. Su questa seconda palla c'è la presenza di Ascic, che guarda in poco tempo quella che è il movimento dei compagni dentro e fuori dall'area. Potrebbe fare la scelta più semplice, ovvero scaricare su Lescano, che si trova al limite d'aria da solo, però lui già aveva ipotizzato e guardato e visto quello spazio libero dove si stava imbucando benissimo Carriero, e poi è bravo, in questo caso non Carriero ma Molina, ad anticiparlo sul colpo di testa e a trovare la rete. Allora voglio andare dalla nostra Anna per altri messaggi da casa. Anna. La squadra deve credere di più in se stessa. Sono assenti dei giocatori chiave da tempo, ma la squadra in sé non deve avere nulla da temere. Squadre piccole hanno fatto risultato con loro, perché non noi? La squadra si sta preparando bene perché sa che si giocherà il 90% di stagione. Cosa ne pensate? La squadra deve credere di più nelle sue potenzialità? Buonasera, secondo me Salernitana-Catania sarà una battaglia. Da Peppe da Camporotondo. Ciao figli del Vulcano, unico e solo obiettivo Serie B. Abbattiamoli, vamos Catania da Ciccio 74. Sono sempre Angelo Finocchiaro. Domenica il Catania deve fare giocare nel primo tempo Caturano, speriamo che segni. Con tutto il rispetto per la Campania, troppe squadre campane hanno vinto nel girone C. Adesso è giusto che una siciliana vinca il campionato, il magico Catania. Ecco, con questa notazione geografica, insomma, l'Italia è la terra dei campanili, ci sta, no? Che alla fine dei conti ci mettiamo dentro anche quello, anche la cabala, dopo tante campane ci potrebbe stare una siciliana. Caturano al primo minuto difficile, anche per quello che ha detto Toscano oggi, no? È un giocatore che è stato centellinato, ha detto negli ultimi allenamenti. Poi sicuramente, penso che lo terrà in panchina pronto per subentrare e magari decidere la partita. O ha fatto a Monopoli. La vedo più così, secondo me, perché nei minuti finali, secondo me, Caturano su potrebbe dare il suo deve credere di più nelle sue potenzialità il Catania? Sì. Ed è anche vero, sono d'accordo col telespettatore che dice il 90% della stagione del Catania si gioca in queste due partite, soprattutto non della stagione totale, perché ci potrebbe essere l'ipotesi playoff, però della stagione entro diciamo gli inizi di maggio assolutamente sì. Andiamo velocissimi perché andiamo a vedere il giocatore più rappresentativo, il faro, diciamo, anche se ce ne possono essere tanti della Salernitana. Abbiamo scelto Lescano per quello che ha dato subito dal suo arrivo in maglia granata. Ha sempre segnato, 95 gol negli ultimi 5 anni e mezzo in Serie C, prima di disputare la prima parte di stagione con l'Avellino di quest'anno in Serie Cadetta. Appena è arrivato, 4 gol e un assist in 6 partite. Questi sono i numeri dell'attaccante, che certamente sarà in campo fin dal primo minuto della Salernitana e che conosciamo, già l'abbiamo visto appunto a Trapani nelle stagioni scorse. Andiamo a vedere invece, io voglio tornare, anzi no, resto io, perché andiamo a vedere le ultime della Salernitana, i punti conquistati nelle ultime partite, perché
il quadro di ciò che poi ha portato all'esonero di Raffaele, perché la Salernitana ha pareggiato in casa con il Giuliano, ha perso a Cerignola, ha vinto l'unica partita vinta di queste 5 che guardiamo in questo periodo con il Casarano, poi ha pareggiato a Cava dei Tirreni e ha perso con quel gol da centrocampo contro il Monopoli. Tutto questo ha portato all'esonero di Raffaele, oltre al gioco appunto anche i punti non fatti, tant'è vero che sono 5 quelli conquistati dalla Salernitana nelle ultime 5 partite di campionato, nelle 28 invece sono 50. Adesso sì, torno da Anna per avere invece i precedenti e i pronostici di questa sfida dell'Arecchi. I risultati precedenti sono nel 2005 1-0, nel 2003 1-2 e sempre nel 2003 0-0 e nel 92 0-0. Pronostico dell'intelligenza artificiale 1-1, quindi pareggio con gol di Lescano e Jimenez. E vedremo se ci prenderà l'intelligenza artificiale in questa occasione. Noi intanto ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo, una parentesi per il calcio 5 e poi le probabili formazioni dell'Arecchia. Fra poco. Eccoci qui, ultima parte della nostra preview. Parliamo, facendovi vedere anche le immagini di Serie A di calcio a 5, perché stasera c'è una partita importante che si gioca ad Avellino alle 20:30 di fronte a Sandro Abate. Avellino e Meta Catania, la Meta Catania che vediamo in queste immagini ha vinto la partita contro Roma in trasferta, sta veleggiando in testa alla classifica del campionato di Serie A, ha vinto 4-2, questa è la partita della settimana scorsa, allungando in testa alla classifica, approfittando anche del KO della Feldi-Eboli con Catania che sta veramente volando lì davanti, nonostante appunto l'avvio complicato, è riuscito poi a vincere questa partita. Durante la settimana invece abbiamo le immagini anche di questa gara. La squadra catanese ha vinto anche nella Coppa Divisione, che è poi fondamentalmente la Coppa Italia, con il Cosenza, un secco 7-3, con la possibilità appunto poi di passare il turno e qualificarsi ai quarti di finale. Dunque un rosso-azzurro dominante per quanto riguarda il calcio a 5, atteso da questa partita in casa della Sandro Abate di Avellino. Andiamo a vedere adesso le probabili formazioni dell'Arecchi. Vi do subito la probabile della Salernitana. Un po' ne abbiamo parlato durante la trasmissione, no? Con Berre, Golemiz, con Matino, Donnarumma in porta, Longobardi e Villa, con Capomaggio e Jabbois, e poi Ascic e Ferraris con Lescano. Ovviamente, ripetiamo, è da poco che Cosmi è sulla panchina, domani c'è la seduta di rifinitura, vale lo stesso anche per il Catania ovviamente, e dunque ci potrebbero essere le variazioni, ma si potrebbe partire da questa base. Per quanto riguarda il Catania abbiamo ipotizzato questo tipo di formazione, però attenzione, con delle opzioni che vi diciamo, perché chiaramente con Lunetta lì davanti è l'opzione anche provata ieri in allenamento, ma sappiamo che Rolfini è rientrato, dunque nel caso che Rolfini giochi dal primo minuto, Lunetta si sposterebbe nuovamente sulla tre quarti, con delle opzioni appunto che vediamo in questo momento, con la possibilità di vedere Jimenez e Lunetta alle spalle di Rolfini, oppure D'Ausilio e Lunetta alle spalle di Rolfini, e magari anche Di Noia a centrocampo. È l'opzione B, diciamo, ma le caratteristiche del Catania saranno soprattutto lì in attacco, dove Toscano potrà avere delle alternative, non tutte, lo sappiamo, perché manca Forte, che invece rimarrà a casa, mentre Cicerelli resterà col gruppo anche in questi giorni di ritiro, che poi non sono di ritiro ma di allenamento in Campania, fino alla partita con il Benevento di giovedì.
Andiamo a vedere gli arbitri? Vuoi vedere chi è il direttore di gara, Carlo, per vedere quella che è la direzione di gara di questa partita con Manedo Mazzoni di Prato e gli assistenti che sono Matteo Gentile e Luca Chiavaroli, Sernia Pescara e poi appunto Frattamaggiore e Frattamaggiore normalmente più vicini insomma geograficamente, il quarto ufficiale e l'operatore FVS. Abbiamo concluso, caro Carlo, grazie sempre, buon viaggio per Salerno. Ci vediamo domenica. Appunto, ci vediamo pomeriggio a tutti. Sicuramente domenica. Ermanno, noi ci vediamo invece fra 2 settimane, perché Preview ritornerà fra 2 settimane, perché la prossima non andremo in onda con Preview perché ci sarà corner, perché sarà il post partita della gara di Benevento. Ciao Ermanno. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. E poi vado da Anna per salutare anche lei. Ciao Anna. Ciao Marco, buon pomeriggio a voi, grazie per averci seguito, quindi noi vi aspettiamo venerdì 13 marzo alle 14:30. La nostra trasmissione la trovate fra pochissimo sul nostro sito siciliaweb.it. Vi ricordo la programmazione su Telecolor per domenica con l'inizio della nostra diretta a partire dalle 13:30, i collegamenti dalla Rechi, poi la partita in diretta in chiaro e poi le interviste ovviamente con i protagonisti. Noi come detto con Preview ci rivediamo fra 2 settimane. Ciao, buon pomeriggio a tutti.